Pronto, mi scusi, ho appena letto sul bric-e-brac che lei impartisce lezioni di dopo scuola? Sì, Ah, peccato, peccato. in che senso, scusi? No, se le faceva, diciamo, prima della scuola mi potevano servire, ma mo a roppa a scuola che faccio a fare? Onestamente. Ah, ma perché per lei? Eh sì, però io oramai a scuola ho finito da un pezzo, quindi se dopo scuola non mi serve, onestamente. È divertente questo fatto però. La ringrazio, va bene. Ma mica è Radio Kiss Kiss Napoli. No, no, è web. Vabbè, come si chiama? È sempre piacevole farsi due risate. Va benissimo, la ringrazio, mi fa piacere. Prego, prego, arrivederci. Arrivederla. Eh? Salve, buongiorno. Leggo sul bric-e-brac che lei ha un orologio Tribe al titanio pagato 120 euro che lo vende a 30 euro, vero? Sì, sì, sì. Senta, no, io volevo chiedere soltanto se gentilmente mi può dire che ore sono. Come ce ne sono, scusate. Lei ha questo orologio? Ma lei lo vuole vedere, scusi? No, io volevo sapere che ora è. Perché l'orologio non ce l'ha, scusi. Io no, lei ce l'ha, quindi le ho chiesto questa cosa. Se gentilmente me lo dice, Sono le 4:12. sono le 4:12. Ah, va benissimo. Allora io vado perché devo scappare, c'è un appuntamento. La ringrazio però, eh. Lo vuole vedere o no, questo orologio? No, volevo sapere solo che ora erano, va bene, la ringrazio. Mi chiama e per lui, scusi, perché l'orologio lei non ce l'ha, scusi, No, l'orologio io non ce cellulare. l'ho, io non ce l'ho, per questo l'ho chiamata a lei. Lei ce l'ha, quindi ho chiamata per chiedere che ore sono. Mi vuole sfottere, No, non lo ce giuro la che fare. veramente non sapevo che ora era. Quindi ho detto, mo chiamo così lui ce l'ha l'orologio e me lo dice. Però io devo scappare, c'è un appuntamento. Vabbè, l'orologio è interessato, lo vuole vedere o no? Ho No, capito, volevo sapere quello solo che ore sono. Io, anzi, se lei è così Ah, gentile, se io posso eh, chiamarla anche domani, magari così mi dice che ora è, così faccio. ah, Sì, poi vado agli sì, appuntamenti lei mi precisi. chiama. Come? Lei mi chiama tutti i giorni, così gli dico l'orario. Poi quando si decide di comprarlo, io ci faccio un po' di sconto, va bene? Sì, eh no, perché così risparmi, capito? Perché è meglio che la chiamo ogni giorno e gli dico e gli chiedo che ore sono, così almeno risparmio un po'. Se lo compro per comprare un orologio, cioè sta 20-30 euro l'orologio, si vede nulla. Vabbè, ma io approfitto della sua gentilezza, così ogni giorno chiamo lei, lei mi dice che ore sono. Secondo me è meglio, è più. Ma lo dico poi, se lei poi sapere dalle 8 l'orario, come fa? Scusi, mi No, alle 8 alle se 9. io la posso, se la posso chiamare sempre a lei anche 2 o 3 volte al giorno mi farebbe piacere. Ma quando posso rispondere, quando non posso rispondere perché lei non se lo compra, scusi, 20 euro, fa un investimento, 20-30 euro, lei deve spendere 1000 euro. Non lo È un so, piccolo risparmio. ci devo pensare, 20-30 euro comunque non sono facili da muovere. Lo so, faccio Va bene. sapere, le faccio sapere però. Con calma, non si preoccupi, Vabbè, io finché posso dargli l'ora gliela do, poi quando si è scocciato di chiamare, vediamo di fargli un po' di sconto, così va bene. va benissimo, la ringrazio allora. Io continuo a Prego. chiamarla, poi vediamo un po'. Ma telefono non la paga, scusate, lui chiama No, mamma mia. c'ho i minuti, quindi alla fine no. Sul cellulare, ci sta anche l'orologio sul cellulare. Ah, è vero, è vero, è vero, non ci avevo pensato. Non ci avevo pensato. Ma No, pare strana sta telefonata, perché il no, cellulare ci no. sta, No, e anche sono stato sbadato. In effetti l'orologio sta sul cellulare, giusto? No, allora mi scusi veramente, ho fatto perdere un po' di tempo, però. no, 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 non si preoccupi, vabbè, se vuole pensare di vederlo un bello orologio, lo faccio un po' di sconto, così lo faccio risparmiare, va bene? La ringrazio, la ringrazio. A disposizione, va bene, Grazie no, mille, buona giornata. no.